Questa trasmissione è offerta da Alphamed. Buongiorno e benvenuti in diretta da Tolmezzo per questa puntata del Campanile per la 26esima edizione della Festa della Mela. Mi trovo in questo momento sotto il tendone in piazza 20 settembre denominata Pomis Arena con il presidente della nuova Proloco Tolmezzo Emanuele Facchin. Piove, saranno 13-14 gradi, non si sta male perché insomma tutto il caldo che abbiamo patito stiamo bene, però insomma la pioggia un po' vi mette in difficoltà nell'organizzazione adesso mattutina, insomma ci siamo. Buongiorno. Sì, buondì, ciao, buongiorno a tutti quanti i telespettatori. Sì, c'è una pioggerella che si sta pian piano semplificando e speriamo che entro un'oretta adesso si concluda. Lì i preparativi, tutti gli espositori sono esposti, è stata come al solito una faticata, si sente anche dalla mia voce, però siamo pronti ad accogliere tutti quanti i visitatori. La mela è la protagonista naturalmente, poi andremo proprio con chi naturalmente si dedica alla produzione di mele e anche a capire com'è stata la stagione, com'è la stagione, ma soprattutto come avete organizzato questa festa, la 26esima edizione, perché voi siete la nuova Proloco Tolmezzo e ci tenevate a riproporre questa iniziativa. Assolutamente, c'è stato uno stop nel 2020, nel 2021 siamo riusciti a organizzarla nonostante i problemi della pandemia, abbiamo gestito dei varchi come aveva fatto Friuli Doc. Quest'anno è il primo anno di ritorno alla normalità, ecco, ci ha appunto salutato anche la pioggia, ma non c'è problema. Come la organizziamo? Invitando gli espositori, organizzando tutto quello che è organizzabile e gestendo i problemi che nonostante le organizzazioni arrivano inevitabilmente. Un programma ricco, non solo in gastronomia, danza, intrattenimento, insomma ci sono tante cose. Assolutamente, quello che dicevo anche al messaggero questa mattina, se posso indicarlo, è che quello che ci piacerebbe è che fosse compresa che la festa della mela è una festa per le famiglie, perché anche per i bambini ci sono i gonfiabili in via Raimondo Daronco, in un contesto privato molto bello, abbiamo appunto gli scacchi giganti quest'anno per la prima volta, abbiamo la pista di bocce, abbiamo 2 punti e mezzo in cui si fa laboratorio per bambini, quindi abbiamo il Pony Club in via Jacopo Linussio, quindi ci sono un sacco di iniziative anche per i più piccoli. Noi vogliamo accogliere le famiglie, ecco, far divertire i bambini, far mangiare i genitori e fargli passare una bella giornata. C'è per tutti i gusti. Saluto anche i colleghi di Radio Studio Nord che intrattengono a livello musicale chi arriva qui a Tolmezzo, sono in diretta anche loro tra l'altro, quindi c'è una bella collaborazione anche con loro e soprattutto diciamo che le aspettative sono quelle di portare tanta gente. Magari oggi la pioggia può darvi un po' di fastidio, ma domani mettono bello. Sì, domani è bello, ma io credo che ci sarà tanta gente anche questo pomeriggio. Radio Studio Nord è la radio del territorio, quindi la nostra voce sulle onde radiofoniche. Siamo una sola cosa, Radio Studio Nord e la Festa della Mela sono inevitabilmente una sola cosa. Beh, questo è bello, davvero. Quanti sono gli espositori presenti? Perché poi ci fionderemo sulle mele, ci racconteranno un po' quelle che sono anche le nuove mele, perché insomma prima con Peter Larker mi diceva che c'ha 6 tipologie di mele nuove, per esempio quest'anno. Questo non lo sapevo neanche io. Quindi... Allora qua oggi ci sono poco meno di 150 espositori, quindi una bella cifra tra gastronomie, vendita di oggettistica, artigianato, vendita di prodotti agroalimentari, quindi è una bella soddisfazione perché veramente è da 2 o 3 mesi che già ci chiamano, anche più, per partecipare alla Festa della Mela. E
E nel corso della diretta vi proporremo, ci organizzeremo per esibizioni anche di danza, perché appunto per darvi un assaggio di quello che è anche l'intrattenimento qui alla Festa della Mela, ma la nuova Proloco Tolmezzo si sta preparando anche per il Natale, con la riproposta della pista di patinaggio di cui abbiamo anche le immagini dello scorso anno. Insomma, è stata una bella iniziativa che vorrete riproporre. Assolutamente sì. Allora, per quel che riguarda la danza, avremo un flash mob di danza, sono appena arrivate le ragazze. Poi vi faremo anche ascoltare la voce di un ragazzo che ha cantato ieri sera, perché ieri sera abbiamo fatto il secondo concerto della Mela proprio in questo tendone. Quello a cui vorremmo arrivare poi nel Natale è l'invenzione dell'anno scorso, che è stata una pista di patinaggio non su ghiaccio ma su dei pannelli particolari, con il mercatino di Natale nel borgo antico, il Borgadi di Tolmezzo. È stata un'iniziativa di successo perché anche in questo caso abbiamo dato un'opportunità di svago soprattutto ai più piccoli, ma ha movimentato tutto quanto il centro. Poi nella fusione col mercatino natalizio siamo riusciti ad attivare il movimento da qui a là, facendoli passare anche nei negozi, e quindi tutto diciamo si sviluppa secondo me in questo modo. Si rivitalizza anche il commercio. Assolutamente sì. Io come presidente della Proloco oltretutto sono anche un portatore sano di partita IVA, perciò sono particolarmente attento a quelle che sono le esigenze di chi fa commercio, di chi lavora. È ovviamente una città viva, è una città che riesce a offrire a chi ci visita qualche cosa in più da vedere e da fare, ma è anche semplicemente un'opportunità di guadagno, perché c'è e che dà gli stipendi, che mangia, e quindi il territorio rimane sano. Comunque, se vedete nelle immagini che proporrà il mio regista Fabio Di Bernardo, Piazza 20 Settembre diventa un piccolo mercatino natalizio, è davvero suggestivo anche. Sì, lì abbiamo fatto le immagini in cui c'erano appunto anche una rassegna di dolci quella domenica, però provate a pensare che poi la sera fino più o meno 10:30 abbiamo fatto anche un torneo di curling, dall'inizio di dicembre fino a metà gennaio. L'altro giorno ho visto, si erano fatti anche le magliette, l'altro giorno ho visto uno con la maglietta curling Tolmezzo che fino a qualche anno fa non sapevo neanche cosa fosse il curling, adesso è arrivato prepotentemente anche in piazza Tolmezzo, con grande soddisfazione. Emanuele, tu rimani qui con noi, non scappare, perché adesso mandiamo in onda la scheda dedicata al territorio di Tolmezzo, poi ci raggiungerà il vice sindaco per appunto raccontarci quelle che sono le novità del territorio, e poi arriverà anche il sindaco, perché in diretta ci sarà il taglio del nastro, quindi siamo in fase organizzativa anche noi nel corso della diretta, ma prendiamo 2 minuti di tempo vedendo assieme la scheda dedicata a Tolmezzo. È il capoluogo storico della Carnia, situato in posizione strategica dallo sbocco del canale di San Pietro nella media valle del fiume Tagliamento. Conta 10.440 abitanti ed è il centro più importante della Carnia. Si trova ai piedi del monte Strabutta, 323 metri sopra il livello del mare, tra il Tagliamento e il Torre Butta, la confluenza delle 7 valli carniche, circondata dalle Alpi Tolmezzine orientali. La posizione in cui sorge Tolmezzo è, ed era soprattutto in passato, molto favorevole. La valle è infatti attraversata dalla strada, già esistente in epoca romana, che attraverso il passo di Monte Croce Carnico porta in Austria. Di Tolmezzo è la Mariana, splendido monte che con la sua forma piramidale si erge sopra la città. Le prime notizie storiche di Tolmezzo stanno verso la fine del primo millennio. In un documento compare col nome Tulmentium ed è inclusa fra i feudi del patriarcato di Aquileia. Molto probabilmente però la cittadina più antica si pensa abbia avuto origine da un piccolo borgo risalente all'epoca preromana. L'assetto economico di Tolmezzo iniziò a cambiare nel Settecento con lo sviluppo industriale. Jacopo il Nussio era il maggiore imprenditore della zona e operava in ambito tessile, dando lavoro sia nelle fabbriche che nel settore commerciale a centinaia di abitanti non solo di Tolmezzo, ma anche delle valli limitrofe.
Tolmezzo è tra le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, perché è stato insignito della medaglia d'argento al valor militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa era la scheda di presentazione del territorio di Tolmezzo, ci ha raggiunto il vice sindaco Laura D'Orlando, 2 mesi fresca da vice sindaco, come sta andando innanzitutto? Sta andando bene, stiamo lavorando con una bella squadra, alacremente direi ogni giorno, e oggi vi do il benvenuto, vi diamo tutti il benvenuti a Tolmezzo per questa festa che ormai è una tradizione. Avete già saputo, è la 26esima edizione ed è un momento di festa per tutta la nostra comunità. Sì, un momento di aggregazione, anche di ritrovo, e poi insomma la Proloco ha voglia di fare anche dal punto di vista commerciale, si pensa già al Natale, ma questa insomma è un'iniziativa che vuole valorizzare anche i prodotti del territorio. Certo, è una vetrina per Tolmezzo e non solo, perché è una vetrina che permette alle attività commerciali di Tolmezzo, ma anche a quelle artigianali, di mettere a disposizione delle persone che vogliono venire a Tolmezzo in questi giorni tutta i loro prodotti e quello che c'è sul nostro territorio. Ci raggiungerà anche il sindaco Roberto Vicentini per l'inaugurazione ufficiale di questa 26esima edizione. Voi state insomma lavorando, no? Anche per altri eventi, magari proiettati al 2023. Esatto, il focus in questo momento di tutto il lavoro che stiamo facendo da un punto di vista culturale e degli eventi è proprio concentrato sul 2023, c'è un cantiere in atto perché saranno variegate le proposte che vogliamo mettere in atto per il prossimo anno. Già questo tipo di iniziative fanno bene al territorio, no? Mantenerle e incrementarle. Esattamente, queste sono già delle ottime basi di partenza, questi ormai eventi che sono diventati una tradizione vanno aiutati e implementati. Sarà un inverno un po' difficile, visto anche il caro bollette, poi magari chiederemo anche al sindaco come Tolmezzo si prepara a questa stagione invernale, se anche il comune cercherà di dare degli aiuti o meno. Già questa giornata ci porta già in un clima invernale purtroppo. Sì, abbiamo già messo in atto diversi provvedimenti, addirittura una variazione di bilancio proprio per quelli che saranno i costi di tutte le utenze e le bollette del comune e anche degli interventi proprio strutturali per quanto riguarderà i costi del futuro, perché proprio bisognerà intervenire in maniera sistematica perché ci aspetteranno degli inverni e conseguentemente dei costi delle energie e del gas senz'altro importanti ai quali bisognerà far fronte. Questo insomma è importante naturalmente, poi magari sentiremo anche il sindaco su questo tema, ma oggi è una giornata di festa, stanno arrivando tanti ragazzi, anche i ballerini che poi si esibiranno nel corso della diretta oltre che nel corso della festa, e ci sono poi altri ospiti che ci raggiungeranno, anzi Laura, noi ci vediamo magari più tardi se rimani qua in piazza, perché raggiungo in diretta proprio un'altra ospite, eccola qui, che è Silvia Cottula, presidente dell'Associazione Oncologica Alto Friuli, 25esimo anno di attività, e anche qui voi siete interessati in una cena di solidarietà. Sì, questa sera grazie alla Proloco avremo l'occasione durante la cena organizzata sotto il tendone di ripercorrere 25 anni di attività accanto alle persone e alle famiglie che affrontano un percorso di cura oncologica o di cure palliative. Sono appunto 25 anni di impegno, tante persone che hanno fatto parte di questa storia come volontari e anche come associazioni amiche, perché quello che vogliamo dire questa sera anche durante la cena di beneficenza è che l'associazione è impegnata proprio accanto alle persone con i suoi servizi, che sono principalmente l'accompagnamento alle visite e alle cure per chi non può farlo in autonomia, e l'anno scorso sono stati percorsi 58.000 chilometri di accompagnamento, accompagnate 42 persone alle cure. I volontari garantiscono anche uno sportello informativo presso l'ospedale di Tolmezzo e abbiamo avuto 50 ore di
sportello offerto lo scorso anno, e l'associazione poi offre anche il supporto psicologico professionale. Lo scorso anno sono state offerte 838 ore di supporto attraverso la psicologa su tutto il territorio, che fa riferimento agli ospedali di Tolmezzo e di Gemona del Friuli. Ecco, tutto questo non sarebbe possibile offrirlo se non ci fosse il supporto del territorio attraverso le donazioni, attraverso l'impegno delle associazioni amiche che con eventi ci supportano, come stasera la Proloco, che ci offre l'occasione della cena di beneficenza, dove ripercorrere questi 25 anni di attività accanto alle persone. Silvia, rimani qui con noi perché sai, dobbiamo andare in pubblicità, così annunci le altre iniziative, ma facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorniamo in diretta da Tolmezzo. Tra poco. Tolmezzo, festa della mela, la 26esima edizione, un programma davvero ricco. Abbiamo parlato anche della cena che si terrà questa sera con l'associazione oncologica Alto Friuli. Silvia anche la Presidente voleva lanciare altre 2 iniziative molto importanti, di cui abbiamo anche dei piccoli manifesti. Sì, diciamo, cogliamo l'occasione di questi 25 anni anche per tornare a incontrare il territorio, e quindi invitiamo la popolazione il 21 settembre a Malborghetto alle ore 20:30 per una serata in cui presenteremo il corso di formazione per volontari che sarà in partenza a ottobre, e ascolteremo anche le persone del territorio della Val Canale Canal del Ferro rispetto alle esigenze delle famiglie che vivono i percorsi di cura oncologica e palliativa. E a Tolmezzo il giorno dopo, giovedì 22 settembre alle ore 18:30 presso il Cinema David, ci sarà un momento di approfondimento dedicato ai progressi nelle terapie oncologiche e alla prevenzione e agli screening, grazie agli interventi del dottor Vigevani, che è oncologo e fa parte fondatore dell'Associazione Oncologica Alto Friuli, alla dottoressa Bearz di AIOM e al dottor Follador, che è il nuovo primario, quindi il direttore della SOC di oncologia di San Daniele Tolmezzo, che proprio questo settembre ha iniziato il servizio e sarà con noi per il primo appuntamento in pubblico in questa nuova veste, in questo suo nuovo compito di direttore della SOC di oncologia a Tolmezzo. Silvia, grazie, in bocca al lupo per stasera, ma anche per tutte le altre iniziative dell'associazione, complimenti per ciò che fate. Volevamo proprio anche invitare a questo appuntamento del 22, perché in 25 anni da quando siamo nati qui a Tolmezzo, ecco, le cure sono molto progredite. Adesso l'aspettativa di vita per le persone c'è, ci sono anche percorsi che si completano con la guarigione, e per questo anche come associazione aderiremo alla campagna nazionale di firma per l'oblio oncologico, quindi per i guariti la possibilità di tornare a un pieno diritto di poter accedere a mutui, assicurazioni e alcune cose che, se uno ha vissuto una patologia oncologica, attualmente non sono possibili, e c'è una campagna nazionale che sta chiedendo per i guariti il ripristino di questi diritti, e quindi vi aspettiamo per cominciare insomma di nuovo questo cammino insieme, adesso che ci si può trovare e che quindi insieme si possono anche affrontare le necessità del territorio. Grazie Silvia, proseguiamo perché dobbiamo far vedere un po' anche le mele del territorio, e raggiungiamo Peter Larker che è al telefono, ma adesso io mi avvicino lo stesso a lui perché con lui andremo a raccontare quella che è la stagione in corso. Come sta andando, Peter? Ma la stagione sta andando anche discretamente bene, perché abbiamo ormai le varietà estive sono già raccolte, quindi adesso stiamo raccogliendo le golden. Anche le altre varietà rosse sono già quasi terminate, l'unica cosa che comunque, nonostante la siccità non ci abbia creato grossi problemi, ma ha lasciato il segno in questa stagione per una mancata pigmentazione, quindi le mele non sono così belle colorate rosse e sono tendenzialmente un po' più piccoline. È normale, perché oltre i 33-34 gradi la pianta va in stress vegetativo e non cresce più, quindi si ferma, si blocca, e quest'anno abbiamo avuto tantissime giornate con temperature al di sopra di quei gradi e quindi ne abbiamo risentito.
L'azienda agricola Pomis, non ho detto, qui però tu mi dicevi dietro le quinte che hai anche delle... Perché ti hai preso questa tu? Perché hai delle nuove mele? Sì, abbiamo delle varietà nuove. Varietà nuova, ma questa per esempio che hai in mano? Questa qui è una varietà molto interessante, è un incrocio fra una varietà di una volta, quindi con caratteristiche anche resistenti alle malattie, e una varietà attuale molto, molto in voga, che sono le Pink Lady, e ha dato un ottimo risultato. Sono frutti di piante resistenti alle malattie fungine, e quindi già una bella cosa perché parliamo di ecosostenibilità, ma poi hanno un gusto eccezionale e sono molto dure, rimangono croccanti molto a lungo. Sì. Però è piccolina. Sono tendenzialmente piccolo, questo è un frutto medio di queste dimensioni, è più o meno l'80% della partita, è piccolina ma gustosa, anche se tendenzialmente la mela grande adesso è un po' passata di moda. Passa di moda anche la dimensione della mela. Purtroppo sì. Senti, ci fai vedere un po' le tue mele, le varietà che hai qui, che disponi qui alla festa della mela? Allora, partiamo da qui. Partiamo da qui, tanto alla fine abbiamo Aspetta che mi sposto. Sempre quelle sono un po' le varietà tradizionali, queste sono le delizie rosse che sono un po' meno colorate del solito, poi a seguire quelle gialle, le solite, le golden, dopodiché andiamo appunto a una varietà tipica del territorio, che sono le rosse di Nemonzo, una varietà che abbiamo riscoperto e rilanciato nel tempo. Dopodiché andiamo avanti allo striato dolce, anche questa è una varietà ripresa, una varietà tipica un po' della Carnia che abbiamo ripreso giù nel Medio Friuli. Dopo abbiamo le famose Ino Red Story, che sono le mele appunto che abbiamo parlato prima, e dopodiché abbiamo le ultime che sono le Gala, che sono le prime mele che vengono raccolte in estate, e dopodiché alla fine proprio le Granny Smith che abbiamo raccolto in anticipo un po' solo per la manifestazione della festa della mela. Ecco, Chiara sta anche riprendendo, oltre alle mele ci sono i succhi, anche lì ci sono delle varietà nuove? Sì, noi oltre a fare il solito spremuto integrale di mela, diciamo così, ci siamo un po' sbizzarriti in quello che è un contesto salutistico del prodotto trasformato, quindi abbiamo il mela bergamotto, che sappiamo che è ricco di statina vegetale e quindi contrasta i trigliceridi. Poi abbiamo il mela mirtillo, che sappiamo, mela mirtillo nero selvatico, che sappiamo benissimo che ha delle fortissime proprietà antinfiammatorie, quindi è soprattutto per le vie urinarie. Dopo abbiamo il mela arancia carota, che è diciamo così, un po' l'alternativa al solito ace, e poi abbiamo mela zenzero, perché un po' è di moda lo zenzero, e un po' perché comunque è un frutto, è una radice che fa molto bene. Da questa parte proponi un'altra tipologia di mele? No, sì, sono sempre le stesse? Sì, diciamo così, è lo specchio dall'altra parte. Sì. Qual è la mela che va di più? Cioè che arriva qui il cliente e ti chiede per la maggiore? Diciamo che ogni varietà che abbiamo ha differenti caratteristiche organolettiche, differenti usi. Queste qua sono tutte gettonate più o meno nella stessa maniera, dopodiché per esempio il pubblico maschile è più appassionato alle Fuji, che però sono ancora crude, dopodiché arriva anche l'Imperatore, che è la mela d'eccellenza per l'uso in cucina, anche lì è troppo presto, e poi ci sono le varietà tardive come le Pink Lady, che poi noi terminiamo solitamente la raccolta verso il Ponte dell'Immacolata, quindi parliamo dell'8 dicembre. Quindi le donne ti chiedono un tipo di mela, l'uomo un'altra? Ah sì, uguale con i succhi. Abbiamo sviluppato, sì, assolutamente. Quindi abbiamo anche fatto un momentino dei test sul consumatore, e ci ha dato proprio dei risultati nettamente diversi. Bambini, pubblico femminile e pubblico maschile. Bene. Peter, ti ringrazio per questa panoramica dedicata alle mele. Noi adesso cerchiamo di spostarci, ma soprattutto volevo fare una battuta, provare a sentire lo chef Gaddi, che è qui, che sta vedendo un po' le mele che trova qui a Tolmezzo, e soprattutto capire se poi nello show cooking proporrà una ricetta con le mele. Buongiorno. Arriviamo qui da te
per capire anche se qualche ricetta con le mele qui che trovi la proporrai o meno. Allora, oggi facciamo uno show cooking a mezzogiorno e mezzo con il Poma e faremo proporrò questo cacio e mela dell'azienda Pezzetta in collaborazione con Pomis e faremo dei gnocchi con Venchi che non sono a marchio, sempre Io Sono FVG, essendo ambasciatore, e quindi vi aspettiamo a mezzogiorno e mezzo per un grandissimo show cooking e poi andremo a sviluppare, dopo ci sarà Gloria Clama che farà un altro show cooking sempre con le mele. Oggi e domani mi trovate qua per grandi ricette in show cooking alla Pomis Arena. Chi volesse avere dei suggerimenti da parte tua anche per utilizzare le mele nelle proprie ricette, tu sei a disposizione? Madonna, certamente, ci mancherebbe. Comunque io vi invito a venire qua perché è una bellissima festa e soprattutto una tradizione che mancava già da 2 anni, credo, quindi sono ben contento di tornare qui con il mio amico Peter e fare questi show cooking con la mela, quindi vi aspettiamo. Allora, noi ti ringraziamo, verremo dopo a vederti durante lo show cooking. Noi facciamo una piccola pausa pubblicità perché le ragazze della danza si preparano, quindi partiremo subito dopo la pubblicità con un momento dedicato alla danza qui a Tolmezzo. Un applauso dalla Pomis Arena di Tolmezzo, siamo in diretta con il campanile, con questi 2 ragazzi di Radio Studio Nord. Ragazzi. Siete ragazzi, certo. No? Siete sempre ragazzi. Questi ragazzi cosa dovranno fare adesso? Lanciare la base che porterà le ragazze della danza qui a Tolmezzo. Come si chiamano? Ricordiamolo. Ricordiamo, ce lo siamo Centro Danza Tito Livio di Tolmezzo, hip hop corso avanzato. Ragazze pronte perché è il vostro momento. Via con la base. Never hesitate to give them the
applauso veramente meritatissimo, complimenti. Il centrodanza Tito Livio e Little Mezzo, il corso avanzato che ci hanno fatto vedere, insomma, in questo bel passo hip hop. Allora, grazie agli amici e alle amiche di Telefriuli che hanno raccontato in diretta questo inizio della partenza della festa, no? Grazie a Radio Studio Nord, grazie a voi ragazzi. Complimenti per anche la vostra diretta qui. Che cosa farete? Raccontatemi anche voi che cosa farete. Faremo tutto, oggi e domani. Sì, è vero, tutta la giornata, tanti appuntamenti. Troppi microfoni. I vari show cooking tra l'altro sul palco ufficiale dell'Arena Polis, insomma, tante cose belle. Kevin Gatti oggi e Gloria Flama nel pomeriggio, poi domani Kevin e tantissime cose. Bravi davvero, complimenti anche a Radio Studio Nord che vi segue, complimenti alle ragazze dell'hip hop. Complimenti, veramente bravissime. Poi ci sono altre ragazze che abbiamo coinvolto per tenere il nastro più tardi, che deve tagliarlo il sindaco se arriva. Okay? No, perché aveva un altro impegno, gli ho detto a mezzogiorno ti aspettiamo per l'inaugurazione. Io ti farei parlare con queste ragazze che sono all'istituto da Roma. Vieni con me, accompagnami così me le presenti. Eccoci qua. Venite qua ragazze. Parlate pure. Voi siete? Angelica Conci della quinta moda dell'Isis Raimondo Daronco di Gemona. Come sta andando? Bene, siamo al quinto anno, un po' sotto pressione però siamo contente che magari è l'ultimo anno e finiamo. Sarà il più faticoso e il più indimenticabile, come ci dicono i nostri professori ogni giorno, quindi ci ricordano di rimanere motivate e felici per tutto il resto dell'anno, anche se il percorso è duro, e sempre uniti. Sempre uniti come classe. 160 anni lei. Sì. Avete delle iniziative proprio per i 160 anni da promuovere? Beh, credo di sì. Intanto inizieremo anche con scuole aperte, che invito anche la gente a venire, che saranno il 19 novembre, il 10 dicembre e il 14 gennaio e sarà aperto a tutti. Inoltre siamo qui a Tolmezzo grazie alla concessione che ci è stata data dal sindaco e ci ha offerto questo stand, quindi vi aspettiamo veramente in numerosi perché abbiamo tante cose da farvi vedere e dimostrarvi le bellezze della nostra scuola. Quanti siete qua? Perché vi vedo tutte con il distintivo. Diverse classi. Abbiamo tutte donne? È un po'. Prettamente moda e sociali siamo quasi tutte donne, sì. Raccontatemi allora cosa fate. Allora, il sociale si occupa del bene del prossimo innanzitutto perché ci occupiamo sia dal punto di vista psicologico che medico, quindi siamo sempre disponibili all'aiuto, mentre la moda... Noi invece ci occupiamo dello studio, dell'abito, del prodotto. Partiamo dallo studio innanzitutto, poi passiamo al disegno, poi passiamo alla modellistica fino alla realizzazione dell'abito, che è una bella soddisfazione. Ma gli abiti, lì decidete voi, andate anche per quanto riguarda, non so, le stagioni, quello che va di più rispetto appunto alla moda attuale? Più che altro andiamo in base soprattutto alla moda che c'è. Alle tendenze e in più i professori ci danno dei temi a cui noi poi dopo approfondiamo meglio. È divertente. Sì, e non abbiamo solo questi settori, quindi abbiamo anche i grafici, gli informatici, sociali, moda e i meccanici, quindi siamo veramente una scuola piena di diverse sezioni, diversi ambiti, diciamo. Quanti siete in totale? Qui sarete attorno a 600 persone e inoltre alle 16:30 saremo in presenza del preside della scuola, Nicolò Basile, che ci presenterà assieme a noi il corso di tutti i servizi che abbiamo. Allora, qui ci sono un po' di vostre compagne, ma anche delle insegnanti o no? Datemi voi gli insegnanti, che loro non vogliono parlare. C'è l'insegnante Naracci, che è l'insegnante di disegno. Che è lei? È quella là. Sì. Dopo c'è la professoressa Iadevaia, che è la professoressa di modellistica. Loro, cosa dite? Sì, e c'è anche Beatrice, l'assistente tecnico. Ok. Allora, le vostre alunne vi hanno presentato molto bene, però insomma due parole anche a voi, giusto perché loro hanno presentato molto bene le vostre attività, ma come sta andando? Beh, a scuola loro sono molto brave, sono preparate, diciamo che seguiamo le tendenze, la moda perché è un nuovo indirizzo, quindi partiamo dalla progettazione del disegno, quindi c'è la collega. Poi una volta fatto la progettazione del disegno si passa in laboratorio dove noi andiamo a realizzare il capo partendo dal cartamodello che è un disegno tecnico
e poi si piazza sul tessuto e realizziamo il capo. Quindi questo per il settore moda, diciamo. Sì. Lei di cosa si occupa? Io insegno modellistica e confezione, indirizzo moda, quindi mi occupo della parte pratica, quindi della realizzazione del capo. Lei invece? Lei si occupa? Io mi occupo di progettazione tessile, quindi con me le ragazze imparano a disegnare, a ideare gli abiti sulla carta per poi studiarlo bene e capire come effettivamente realizzarlo su stoffa. Lei invece è un'altra insegnante? Lei si occupa? Clinico invece di laboratorio e del sociale, diciamo che affianchiamo un attimo le ragazze che saranno un po' il nostro futuro in questa vita, visto che saranno sempre proiettate sui disabili, gli anziani e anche i bambini. Comunque l'istituto statale compie 160 anni di istruzione superiore Raimondo Daronco e numeri importanti perché mi dicevano 600 studenti. Sì, siamo in tanti. Qua infatti abbiamo l'insegnante di metodologie operative che Buongiorno. Truzzella, buongiorno, lavoro da tanti anni in questa scuola e direi che è un bel istituto grande che contiene anche tanti bei corsi. E poi le alunne mi hanno detto che si divertono, stanno bene, insomma hanno fatto una promozione della scuola davvero ottima. Io direi. Dire che lavorate bene anche voi. Sì, grazie dell'intervista. Grazie a lei. Mi raccomando, siamo in diretta signora, quindi sì, assolutamente sì. Ragazze, complimenti, fatevi un applauso ed state bravissime. Complimenti. È arrivato un altro momento, però aspetta un momento, facciamo una cosa, no? Lui intanto si scalda perché abbiamo un'altra sorpresa qui da Tolmezzo, lui si scalda perché deve cantare. Chiaro? Me lo presenti tu? Sì, Alex Capellari è un ragazzo giovanissimo di 20 anni che fa trap, che è questa cosa che tutti conoscete, io conosco un po' di meno, e ha dei testi suoi, quindi le canzoni le ha fatte lui, testi molto impegnati. Lui è Alex, esatto. Allora, il sindaco nel frattempo è arrivato. È arrivato. Allora aspetta un attimo che vado da Alex. Ciao Alex. Noi siamo in diretta, un telefriuli, noi andiamo in pubblicità, poi ti esibirai. Che alto che sei? Ti esibirai, quindi canti, ma anche solo canti? Sì, ogni tanto anche suono, ma poco. Meglio cantare. Va bene, allora pubblicità, poi ci sarà l'esibizione, l'inaugurazione ufficiale della 26esima edizione della Festa della Mela. Preparati tu, che arriviamo, tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme, il campanile in diretta da Tolmezzo, 26esima edizione della Festa della Mela. Ho già mangiato un fricchettino alla mela buonissimo, vero che era buono il fricchettino? Molto buono. Molto L'unico buono. problema è che era già finito. È già finito, l'hanno già fatto fuori questo fricco alla mela, molto buono, ma adesso è arrivato il momento di Alex Cappellari con la sua canzone che si intitola Va tutto ok. Va tutto ok, vai Alex. Va tutto ok, vai! Vedo giallo tipo Simpson, questa city sembra Springfield, il suo cuore batte a ritmo, lei non sa che cosa dirmi, sto tra le stelle ma ancora non brillo, penso a svoltare ma me ne sto zitto, mi chiudo in studio e chiudo il primo disco, i brutti pensieri svaniscono, cerchiamo noi stessi ma non ci troviamo, avevo 13 anni quando ho cominciato, mentre fuori piove noi non ci copriamo, qua è sempre bagnato, ok, e va tutto bene, si va tutto ok, ok, ok. E va tutto bene, si va tutto ok, ok, ok. E va tutto bene, si va tutto ok, ok, ok. E va tutto bene, si va tutto ok, ok. Sai davvero non ce la posso fare, compare. Sai che posso anche andare in freestyle, tanto il fratello so fare. Ok, posso continuare fino a dopodomani. Tirate fra sulle mani, posso andare avanti fino a dopodomani, ok, ok.
Negli occhi miei tu che cosa ci vedi? E ho scritto il tuo nome su quelle pareti. La fortuna dicono che sia cieca, per questo cini tu ci vedi. Qua niente ok, sì qua niente a posto, ma dico il contrario, si va tutto ok. Ok. E va tutto bene, si va tutto ok, ok, ok. E va tutto bene, si va tutto ok, ok, ok. E va tutto bene, si va tutto ok, ok, ok. E va tutto bene, si va tutto ok. L'applauso, sì. Alex Cini. Insomma, va tutto ok, l'abbiamo capito. Va tutto ok, direi. Senti, qua hai anche qualche fan che ti segue. Fan numero 1. Fan numero da 1. sempre. Senti, tu di dove sei? Io di Amaro. Di Amaro, quindi insomma sei qua vicino. Hai voluto proporre questa canzone che nasce come? Perché soprattutto? Allora, l'ho scritta un po' di anni fa e se devo essere sincera, a un certo punto mi sono dimenticato il testo e sono andato un po' improvvisando. E niente, è una canzone di un po' di anni fa, l'ho pensata e scritta in un momento in cui le cose non andavano tutto ok e l'ho scritta pensando in positivo, diciamo. E qui ti esibirai anche nel corso della Festa della Mela? Mi sono esibito ieri sera e oggi e poi sì, ci saranno anche altre date, mi esibirò vicino a Udine e poi altre date che comunicherò più avanti. Come sta andando questa tua esperienza? È un po' stressante, però molto divertente. Se a uno piace questa cosa è bellissimo. Da quanto tempo canti? Anche appunto scrivi canzoni? Scrivo da più o meno quando avevo 13 anni. E ne hai adesso? 20. Sei sempre più giovane. Sì, sì. Allora, complimenti, in un futuro dove ti vedi? Sempre in queste zone o punti più in alto? Diciamo tutti e due, sia qua sia più in alto, perché è giusto anche rimanere attaccati dove si è partiti. Complimenti, grazie per questa esibizione live per Telefriuli. Noi adesso ci spostiamo con Chiara, grazie ancora, grazie ragazzi, mi sposto per far vedere qualcosa da mangiare, perché io ho mangiato prima il fricchetto alla mela, non voglio darvi le spalle, ma allo stesso tempo voglio raggiungere la postazione dove trovo gli chef. Intanto tu sei sempre qua, non puoi stare senza i fornelli, ma soprattutto Io sono da salutare Cortiula. Beh, sì, chiaro. Guarda che bello sorridente che è. Che cosa sta preparando il nostro Daniele Cortiula della Coco Gastronomia? Allora, qua stiamo preparando il cestino di fricco che poi verrà servito con i porcini fritti e le foglie di mela. Esatto, delle mele essiccate che verranno messe ad abbinamento del piatto. Poi qui cos'hai? Qua abbiamo una spalla di maiale, di maialino, è stata prima cotta in bassa temperatura, adesso la passiamo alla griglia e la serviremo con delle patate alla carnica, quindi con lo specco e la pancetta, e una mostarda di mele. Poi là ci sono gnocchi, cosa c'è là che vedo? Poi abbiamo gli gnocchi con la cacciomela, che è una novità, diciamo è una cacciotta aromatizzata alla mela. Abbiamo i blacks con il prosciutto cotto di dente sano e le mele, e poi abbiamo novità quest'anno dei ravioli, che sembrano dei tiersons, ma non sono dei tiersons, sono dei ravioli, perché qua in Carni abbiamo una nuova azienda, 2 giovani ragazzi molto bravi che fanno queste paste ripiene con il formaggio di Fran e la mela all'interno, condite con lo specchio. Senti, non è che attacchi tutto qua, eh? No. Insegnami come fai adesso a staccare dalla pentola, fai vedere anche ai telespettatori. Basta alzare, giriamo, finiamo un attimino di cucinare, ancora 30 secondi, e poi qua abbiamo i nostri stampi, lo togliamo e Bella della diretta. ecco, il brivido dell'imprevisto, e gli diamo la forma di cestino. Poi continuiamo. Quindi una manciata di formaggio. Devi avere anche una pentola adatta però. La pentola adatta e il formaggio adatto soprattutto, perché non deve essere troppo grasso, deve avere il grasso giusto, perché si cucina solamente col suo grasso e basta. Quindi
questo è davvero, da vederlo sembra facile ma non lo è proprio, cioè tu sei bravo. No, bisogna prendere un po' di mano, ma comunque dopo i primi 100 si combina. Senti, allora vengo a provare il 101esimo dopo, Grazie mille. Adesso raggiungiamo, Chiara è bravissima a seguire tutto in diretta, perché guardate che belle signore, complimenti con il vestito tipico, bellissima. È arrivato il sindaco Roberto Vicentini, quindi seguiamo in live l'inaugurazione. Eccolo qua. L'obiettivo, siamo 26 anni, l'obiettivo è quello ormai della terza stella che attaccheremo, no, sulle nostre maglie, ma ogni anno direi con una crescita esponenziale di persone che ci danno una mano, di chi viene comunque a esporre. Ritengo che però questa si debba considerare, usando un termine tedesco, la Stadtfest, la festa del nostro paese, come i nostri amici di Simbad fanno, la festa delle associazioni, ma anche quello di ritrovarsi quest'anno, dopo la faticosa edizione dello scorso anno con tutte le restrizioni, a quella che deve essere la normalità, che è la cosa che più a noi ci importa, quella di riportare Tolmezzo al centro della Carnia con il suo ruolo emporiale. E questi 2 giorni io spero siano un viatico per ritornare quelli che eravamo con tutto il nostro splendore. Possiamo tagliare il nastro? Sindaco, buongiorno, in diretta su Telefriuli, siamo arrivati in diretta e siamo contenti di conoscerla anche in diretta al Campanile. Ringrazio voi per la presenza. Anche perché è la sua prima edizione da sindaco. È la mia prima edizione da sindaco, sì, sono fresco, solo 3 mesi, sono ancora giovane. Quindi adesso sarà abituato all'inaugurazione, d'ora in poi sarà sempre più abituato, e questa è una festa molto sentita nel territorio di Tolmezzo. Ma è molto sentita non solo dal territorio di Tolmezzo ma anche da tutta la Carnia, è un momento di raccolta per tutti, di trovarci qui a Tolmezzo, e mi permetto di dire anche nella valorizzazione di alcune peculiarità come quella della mela, con quelle che sono le coltivazioni del territorio, ma penso anche delle eccellenze enogastronomiche, agroalimentari, dell'agricoltura e dell'emporiale che tutto il territorio della Carnia porta in questi 2 giorni a Tolmezzo. Complimenti anche alla Proloco. Emanuele, non so se dobbiamo avvicinarci per il taglio del nastro ufficiale in diretta su Telefriuli, quindi pronti con l'applauso per la partenza. Qualcuno tiene la mano. Bisogna tenere la mano. Ecco fatta! La 26esima edizione della Festa della Mela. Grazie a tutti. Complimenti anche a lei, sindaco, e comunque a tutti i volontari che stanno dietro. Assolutamente sì, guai non averli, non riusciremo a fare tutto questo. Ormai penso nell'ultima settimana c'è stata un po' una frenesia per un insieme di cose che si sono accavallate, ma chiaramente è il bello della diretta, dover riuscire a collimare in un momento abbastanza particolare economico in cui non si trova neanche le materie prime, non si riesce a trovare neanche la disponibilità di alcune strutture, riuscire a chiudere. Bravo Emanuele, bravi tutti, chi si è dato da fare nell'amministrazione comunale. Io per ultimo perché avevo altro da fare. Ma sa che la Proloco sta già pensando alla valorizzazione delle iniziative del territorio di Tolmezzo anche a Natale, quindi proprio per incentivare il commercio, e di questi tempi ben venga. Assolutamente sì, devo dire, c'è qui anche Alessandro Prodorutti che segue il commercio per l'amministrazione comunale, che ho trovato un'estrema disponibilità da parte di tutti a collaborare a quelle che sono le iniziative. Penso che dopo questo passaggio della Festa della Mela, il passaggio di ottobre del Filo dei Sapori sarà quello più importante ancora, perché andremo a esporre quella che è il mondo dell'agricoltura del territorio della Carnia con l'enogastronomia. Ci troveremo sempre qui in piazza in un percorso degustativo che porterà anche i birrifici del territorio e anche delle prime tentativi di fare del vino anche in montagna, delle belle situazioni con dei giovani che si sono esposti in prima persona, e credo che questo sia, come dire, continuare un filotto che è partito da quest'estate, e ringrazio la Proloco ma anche tutte le altre associazioni che si sono rese disponibili per questo. Sindaco, complimenti, buona la prima, quindi figuriamoci le prossime. Bene, ci rivedremo alle prossime, ecco. Grazie a voi per la vostra presenza e a chi ci segue da casa. Grazie. Grazie a
dalla Proloco, quindi Emanuele, complimenti a te e a tutti i volontari Radio Studio Nord. Siamo in chiusura di trasmissione, però davvero complimenti perché siete partiti alla grande. Sì, infatti io mi unisco ai ringraziamenti per Laura, Loredana, Giovanni, Danilo, Enore, Eros e tutte le altre persone che in questi giorni oltretutto mi hanno visto un po' teso, no? Infatti non vedo l'ora di chiudere l'inaugurazione e vado a fare un pisolino perché sono abbastanza affaticato, però è una fatica che mi rende felice perché ci sono i suoi frutti. Volevo dire che la pioggia è finita, quindi le nuvole si sono alzate, forse da qualche parte arriva qualche brandello di blu e la gente inizia a camminare, perciò vi invito tutti quanti a venire su a Tolmezzo. Venite a Tolmezzo assolutamente, vedete che anche Chiara aveva fatto la ripresa sul cielo per dimostrare effettivamente che la pioggia è finita. E ringrazio Chiara Miscoria, Fabio Di Bernardo in regia a Tavagnacco, grazie alla Proloco di Tolmezzo, a tutti quelli che ci hanno dato una mano oggi per la trasmissione, quindi vi auguriamo un buon sabato, una buona festa della mela. Ciao! Ciao! Questa trasmissione è stata offerta da Alphamed,